Nella splendida cornice del castello di Villalta di Fagagna è stata presentata la guida delle eccellenze gastronomiche del Friuli Venezia Giulia. Con la collaborazione del gruppo editoriale dell'Espresso si è voluto sintetizzare nel prezioso volume le grandi peculiarità del territorio. Ma andiamo a sentire attraverso le autorità di cosa si tratta. Abbiamo cose buonissime in questa regione, abbiamo tutto il diritto, il dovere verso i nostri produttori di far conoscere i vini, i prosciutti, i formaggi, la nostra tipicità, la cucina, la ristorazione. Sono una forza economica straordinaria in un momento in cui siamo in crisi come tutto il mondo e quindi da questa crisi usciremo anche valorizzando sempre di più i nostri prodotti che sono eccellenti e che vanno fatti conoscere a tutto il mondo. Assessore Violino, la scelta di una guida che riassuma tutte le eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Sì, attraverso la ristorazione a rappresentare però tutto il patrimonio agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, che ha il suo simbolo del tipicamente friulano, un marchio che cerca di valorizzare e sdoganare queste produzioni in un'area sicuramente di elevata qualità. Enzo Vizzari, autorevole firma della prima guida che parla delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia. Non abbiamo fatto altro che mettere insieme in un unico volume, agile, credo anche piacevole da sfogliare e da consultare, la parte dei ristoranti, della guida dei ristoranti nostra attinente al Friuli Venezia Giulia, e la stessa cosa con la parte della guida dei vini dell'Espresso, con una parte iniziale riguardante il territorio e i suoi prodotti. Mirko Bellini, direttore dell'ERSA. L'ERSA conclude un'annata storica con questa guida così importante per la regione. È il passaggio che da tempo vogliamo fare, mettere insieme tutto ciò che rappresenta questo Friuli Venezia Giulia, quindi i ristoranti dove vengono consumati i nostri prodotti e vengono bevuti i nostri vini, che sono ambasciatori del Friuli nel mondo.